Bene, eccoci qua anche oggi. Abbiamo il piacere di ritrovare Giancarlo Taglia, che è manager di rete. Lo avevamo lasciato manager di rete del Il Buon Gusto Veneto, lo ritroviamo manager di rete anche per il Buon Gusto Italiano. Insomma, quindi un progetto che è partito da questa regione ed è diventato un progetto nazionale. Ricordo che quando ci siamo conosciuti, ormai sono quasi 5 anni che esiste la rete, più o meno la precedente intervista risale a quel periodo, insomma, la cultura del lavorare in rete non era di moda, mi si permetta il termine, così come lo è adesso. Quindi in qualche maniera siete stati anche lungimiranti. In cosa vi siete caratterizzati per un caso di successo? La cosa più importante sono state le relazioni e soprattutto credere nelle persone. Non abbiamo visto il classico imprenditore che entrava in rete, ma abbiamo visto una persona che poteva dare un contributo alla rete stessa, ma soprattutto una persona che potesse relazionarsi con altre persone, ecco, e dare qualcosa. Io dico sempre che entrare in rete non si entra per dare una quota d'adesione, ma si entra per dare qualcos'altro, il proprio tempo, le proprie idee, i propri clienti, le proprie conoscenze, il proprio know-how. Ecco, questo è stato un po' il successo e credo che lo sarà ancora per tanti anni delle nostre due reti di impresa. Se ci dice lo slogan è tutto molto più semplice da capire. Allora, noi siamo nati come Buon Gusto Veneto con uno slogan Insieme per passione. Abbiamo creato il Buon Gusto Italiano, eccellenze per passione, ma diciamo, il nostro credo, la nostra parola chiave è fiducia, condivisione e relazioni. Ecco, questi sono un po' i principi su cui basiamo i nostri rapporti con le persone che fanno parte della nostra rete. Spieghiamo bene come lavora la vostra rete. Allora, noi, come dicevi giustamente tu, siamo nati nel 2012, quest'anno abbiamo compiuto 5 anni come rete Il Buon Gusto Veneto, fatta da 34 aziende, oggi conta appunto la rete del Buon Gusto Veneto. Lo scorso anno, a settembre, abbiamo fatto nascere una seconda rete di imprese che è il Buon Gusto Italiano. Questo ci è servito per coinvolgere realtà imprenditoriali di altre regioni d'Italia, ma soprattutto per poter avere una rete che potesse andare all'estero e potesse portare comunque in giro per il mondo il Made in Italy nell'agroalimentare. Ecco. Lavorare in rete vuol dire che voi mettete insieme queste aziende, immagino siano aziende complementari fra di loro, per delle offerte di carattere commerciale. Ricordo delle presenze organizzate all'interno della grande distribuzione. Sì, abbiamo iniziato proprio in Veneto, con il Buon Gusto Veneto, con delle attività in grande distribuzione. Continuiamo ancora a distanza di 5 anni a fare queste attività, siamo andati anche fuori regione, in Piemonte, e in Toscana e in Lazio, portando proprio il brand Il Buon Gusto Veneto per far conoscere i prodotti della regione. Per il Buon Gusto Italiano invece all'estero creiamo questa sorta di sinergia che vale sia dal punto di vista di offerta di un paniere unico per i buyer, i distributori esteri, ma soprattutto un servizio a livello logistico, cioè riusciamo a fare groupage anche per piccole quantità e spedirle un po' in tutto il mondo. Ecco, questa è una delle tante attività che sviluppa la rete, oltre alla presenza nelle varie fiere internazionali, ovviamente con spazi anche importanti. Siamo reduci da poche settimane dalla fiera più importante al mondo, che è la Nuga alla fiera di Colonia, ecco, dove avevamo uno spazio importante che ha dato visibilità a tutte le aziende della rete e ha fatto sì che ben 300 tra distributori, importatori e buyer internazionali potessero accedere al nostro stand e ricevere delle offerte dei nostri prodotti. Cioè, voi siete l'esemplificazione dell'antico motto l'unione fa la forza, però viene anche da chiedere qual è la differenza fra voi ed un consorzio, ad esempio? Diciamo che il consorzio valorizza una serie di prodotti o in alcuni casi un prodotto, ecco, parliamo, quello più importante, Parmigiano Reggiano, ecco, ci sono tutti i produttori di Parmigiano Reggiano. Noi come rete invece abbiamo un vincolo, al nostro interno ci può essere solo un'azienda per famiglia merceologica, un'azienda che produce olio, un'azienda che produce pasta, non ci possono essere aziende concorrenti, perché nel momento in cui ci presentiamo comunque sul mercato
dobbiamo decidere già da subito chi poter proporre al nostro cliente. Ecco, non possiamo fare una scelta tu sì, tu no. Ecco. Abbiamo questo tipo di vincolo, ma soprattutto la snellezza burocratica rispetto a un consorzio. Ecco, noi al nostro interno come Buon Gusto Italiano abbiamo una società capofila che ci fa anche da società commerciale nel momento in cui il cliente finale voglia avere un unico interlocutore per quanto riguarda anche la sola fatturazione, in modo da poter agevolare anche in alcuni casi e ridurre i costi doganali, perché ad esempio in Australia per ogni fornitore che arriva in dogana c'è da pagare una quota. In questo caso qua ne arriverebbe uno solo per un tot di fornitori che noi gestiamo. Ecco. Visto che si parla di alimentazione, potremmo paragonarlo ad un menù che propone realtà del territorio veneto. Sì, diciamo che uno dei tanti progetti che abbiamo e che stiamo ancora realizzando è il fatto di poter proporre in eventi particolari importanti anche il progetto proprio del menù veneto, ecco. Visto che tutte le aziende che abbiamo, con tutte le aziende riusciamo a completare proprio il menù dall'aperitivo al dessert, e questo è un altro motivo per valorizzare e per far conoscere anche quelle piccole realtà che altrimenti rimarrebbero solo legate alla propria città o alla propria provincia. Ecco, come scegliete le aziende che compongono questo menù? È per chi prima arriva meglio alloggia, è per dimensione aziendale? Ma sicuramente la scelta ricade sulla persona, ecco. Prima di scegliere l'imprenditore e la sua azienda scegliamo la persona, se è una persona che è in grado, rientri all'interno di una certa filosofia. Certo, è in grado di poter relazionarsi, di poter condividere un progetto, poi sicuramente l'azienda deve avere delle determinate certificazioni piuttosto che un'eccellenza di prodotto, però diciamo che il criterio più importante è la persona. Ecco, voi siete un caso di successo, quindi la domanda non è pertinente per voi, ma questo tipo di associazionismo, cioè la rete, prevede anche un turnover veloce, cioè sono tante le aziende che entrano e poi abbandonano perché non si trovano, perché pensavano un'altra cosa, oppure diciamo che negli ultimi è fidelizzante? Sì, no, negli ultimi anni abbiamo avuto più l'effetto contrario, nel senso che sono state più le richieste che non le uscite. Ecco, grazie, rete, ecco. È facile salire sul carro dei vincitori. Ma anche abbiamo visto un po' la storia, perché esistiamo ormai da 5 anni come Buon Gusto Veneto e siamo andati solo in crescita. Ecco. Qualcuno si è perso per strada, ma perché non ha capito, voleva solo, pretendeva dalla rete, non voleva dare. Ecco perché il principio fondamentale è dare qualcosa. Diciamo che non c'è nessun tipo di vincolo da parte delle aziende, possono entrare in qualsiasi momento e possono uscire anche il giorno dopo. Ecco. Le aziende che sono rimaste in tutti questi anni, che sono rimaste comunque fidelizzate alla rete, è perché hanno capito già dal primo momento lo spirito della condivisione. Ecco, il termine dare, quando si parla di imprenditori veneti, sorprende sempre un po'. Perché qua c'è, insomma, nel regno dei campanili, delle gelosie. Basta dare l'esempio, ecco. L'importante è che chi ancora non è predisposto a dare, quando guarda i suoi colleghi imprenditori attivi in questo progetto, poi un po' alla volta anche loro stessi vengono coinvolti. Ecco. Il grande vantaggio è stato che almeno un bel gruppo di imprenditori ha capito fin da subito che bisognava dare qualcosa. Ecco. E da lì poi è stato un po' un effetto a catena, ecco. Un po' la contaminazione che io chiamo della rete. Ecco. Noi siamo come un grande puzzle e abbiamo sempre il piccolo pezzo di riporto in modo da poter aggiungere un altro pezzettino per andare avanti, non per completarlo. Ecco. Sempre in termini di immagine si può dire fate squadra. Lei è l'allenatore o il presidente? No, io sono allenatore, l'ho fatto anche nella mia vita privata e ho allenato i ragazzi nel basket e mi ha dato una grande mano anche questa passione e questa esperienza che ho avuto un po' di anni fa. E diciamo che i ruoli all'interno della rete sono ben definiti come tutte le organizzazioni, ma sono ruoli che rispecchiano sicuramente quello che è, come vi dicevo, l'essere umano, ecco, la persona. Ecco. Ci svestiamo dei nostri ruoli istituzionali e cerchiamo di guardare avanti per il bene proprio dell'interesse della rete stessa. Ecco. Ecco, il ruolo della rete, in questo caso insomma, dell'allenatore della rete,
è quello di valutare solamente l'impresa, l'imprenditore, ed è già molto intendo dire, o fate anche un lavoro sulla qualità del prodotto? No, sicuramente abbiamo tra i nostri collaboratori, perché ormai negli anni la squadra è anche cresciuta, ecco, oltre all'allenatore abbiamo anche altre persone che collaborano con la rete, e dal punto di vista appunto qualitativo abbiamo da qualche anno una persona che segue questo aspetto proprio per valutare anche i singoli prodotti delle aziende, ecco, per dare anche dei consigli in alcuni casi, proprio perché vogliamo che ci siano proprio delle eccellenze che fanno parte della nostra rete. Ecco. Ovviamente il mercato oggi è saturo di prodotti, noi vogliamo proprio differenziare. Anche di pseudo eccellenze, perché sì, un termine abusato, tanto la bocca, prodotti di qualità, tutti i prodotti sono di qualità, ecco. Però ecco, noi lo dimostriamo in più dei casi sul campo, ecco, facendo proprio anche dei test con i nostri potenziali clienti o anche con i clienti attuali, e teniamo sempre comunque l'imprenditore attivo sul problema, ecco, non bisogna mai abbassare la guardia, perché oggi la sfida è globale, non si può più pensare di competere con il vicino, ma qui si compete a livello mondiale. 5 anni sono anche un pezzo di storia. Vi siete limitati e continuate a limitarvi all'aspetto commerciale o fate anche formazione? No, abbiamo fatto in questi anni e continueremo, difatti anche per il triennio 2018-2021 abbiamo una serie di programmi di attività di formazione, ma anche di visite in giro per il mondo finalizzate proprio alla formazione dell'imprenditore, ecco, per capire un po' anche cosa si sta muovendo in giro per il mondo nei vari format, che può essere il mondo del retail, piuttosto che anche a livello di aziende di successo, ecco. Non a caso a gennaio 2018 avremo una visita in Inghilterra proprio per studiare un po' i vari format emergenti e anche per dare un'occhiata a quello che è un fenomeno attuale, che è tutta la vendita online, perciò l'e-commerce, ecco, per capire come un player importante inglese si sta muovendo sotto questo punto di vista. Ecco. Grazie a Giancarlo Taglia, che ricordo essere manager di rete del Buon Gusto Veneto, oggi anche diventato il Buon Gusto italiano. Complimenti, perché insomma, voglio dire, 5 anni fa era una scommessa, a questo punto può dirla di avere vinta. Sì, sicuramente è stata una bella sfida e oggi guardiamo sicuramente avanti, ecco, con l'aiuto anche dei nostri partner, ecco. Il fatto di poter annoverare tra i nostri partner l'Università Cattolica di Milano, con cui stiamo collaborando già da 3 anni per un progetto internazionale, ecco, che ha visto in questi mesi 3 ragazzi in 3 sedi diversi, Londra, New York e Sydney, e con la possibilità che queste 3 persone verranno inserite a pieno titolo nell'organizzazione della rete o nelle singole aziende. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie. Alla prossima.